caldo che non si capisce più nulla, davvero oggi anche esagerato. Quindi nel corso della settimana prossima ci sarà un altro boom africano, un'altra ondata di calore, quindi ancora le statistiche avevano dato fino a domenica, invece ragazzi purtroppo anche da lunedì ci sarà questa ondata di caldo, quindi non pioverà perlomeno almeno fino al 3. Quindi ragazzi ancora un'altra ondata in arrivo e forse non è esatto, ci sarà questa grande sorpresa il 3 di luglio quando un flusso instabile attraverserà l'Italia, quindi però questo vale solo per il centro e per il nord, quindi noi del sud a noi non arriverà nulla, quindi diciamo io avevo detto lunedì era in arrivo una perturbazione, invece arriva da mercoledì. Ciao, super. Quindi in effetti in questi mercoledì 3 luglio e giovedì 4 luglio ci potrebbe essere questo temporale. Ciao Diego. Quindi attenzione perché ci saranno eventi meteo estremi, perché ci saranno celle temporalesche con grandinate, nubifragi, anche forti colpi di vento, anche perché giustamente tutto questo tempo la terra ha accumulato un sacco di calore, quindi se viene a piovere ragazzi mettetevi subito al riparo perché sarà dura, quindi si scatenerà tutto, quindi sì, 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 ancora a bollino rosso pure a Reggio Calabria, dappertutto, sì, sì. Quindi a sud rimane questo tempo caldissimo, mentre ho detto al centro e al nord forse mercoledì e giovedì potrà arrivare questa perturbazione che passerà per l'Italia e quindi colpirà il nord e il centro. Quindi al rischio saranno Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, con un po' anche di centro Italia. Poi da venerdì ancora in aumento a nord dopo questo passaggio di aria fresca, quindi a sud ragazzi continua il caldo, quindi qui a sud non ci sta nulla da fare, mentre al nord e al centro questi 2 giorni, mercoledì 3, giovedì. Io sono di Salerno, Diego, quindi può darsi che sì, allora sei destinato come me, a livello che non ci sono santi, ragazzi, quindi abbiamo sole, sole e sole, quindi ho visto le previsioni e c'è solo sole, ragazzi, quindi un po' il nord ho detto mercoledì e giovedì, poi ragazzi rassegniamoci. Ah, ok, Diego, quindi solo questi 2 giorni forse riusciremo a salvarci, quindi ragazzi stiamo nel forno, stiamo ballando e continueremo a ballare, quindi speriamo che questa grossa sorpresa ci sia pure qui a sud. Ma Elena, sì, sì, ma figurati, per me può fare quello che vuole, quindi o la va a prendere o no, figurati, a me non importa proprio. Sì, hai ragione, dico, qua si muore a Salerno. Io stanno facendo dei lavori sotto casa, non so questi come fanno a lavorare con sto caldo, che è una cosa impressionante. Qui all'ombra, ma a me non importa, tanto so che sei tu, quindi vai o non vai, a me non importa. Quindi prima o poi la trovano, quindi tra un mese, 2 mesi, 10 giorni, 15 giorni, non ha importanza. Quando sarà sarà. Quindi non me ne frega proprio nulla. Scusate ragazzi, sempre a parlare di questa famosa signora. Proseguiamo con le previsioni. Tanto so che è lei che sta parlando, quindi allora ragazzi un attimo solo che blocco un attimo questa signora che dà fastidio, quindi abbiamo risolto il problema. Le persone sono sempre più che danno fastidio e quindi vanno eliminate. Queste copiano gli account e poi si fanno passare per quelli che non sono, quindi non so che cosa ci provano a fare questo, ma
non ve lo so dire. Comunque ragazzi, le previsioni non sono buone specialmente per noi del sud. Qua stiamo a 34 Diego, quindi qua stiamo ancora un po' poco. Quindi ieri stavamo a 39, quindi oggi qua stiamo proprio fritti. Quindi ragazzi, per il sud la vedo nera, per il nord forse avete una speranza questo mercoledì e giovedì, però sarà una cosa passeggera, quindi poi questo boom, ma poi ritorna il caldo, quindi non vi fissate che già venerdì arriva il caldo africano anche lì. Sì, sì ragazzi, tutto il sud qua è proprio arido proprio, siete affacci secondo me posso fare anche l'uovo fritto qui. Sono convinto che se metti il tegamino fuori lo faccio l'uovo, sono convintissimo. Ragazzi vi auguro una buona giornata, mi raccomando fate attenzione ai colpi di calore, non uscite in queste ore. 41, saluto, auguri. Hai sballato. E tu stai a Sardegna, tu stai a Sicilia, tu. Vabbè, ma qua fra poco ci arriviamo. Sì, sì, Giovanni, guarda, è una cosa pazzesca proprio. Mi viene da ridere, guarda, scrivono, scrivono. Ma io ci metto un secondo a cancellarla, perde proprio solo tempo, quindi. A Torino si muore, già lo so. I miei amici ho parlato, stavano a Pinerolo, stavano a Bardonecchia. No, no, lì si muore, là. Ai Murazzi, stanno certi amici che stanno ai Murazzi a Torino e dicono che si muore da caldo. 45 gradi, 30 km da Cagliari. Salute. Sì, sì, ho capito, Giova, sì, sì. No, guarda, a breve la polizia postale pure sta in cerca, quindi come sempre dico ragazzi un po' di attenzione, diciamo un po' di un altro pochino e abbiamo quasi risolto tutto l'ingarbugliamento, lo chiamo io. Abbiamo tutto di questa signora, quindi si tratta proprio ma di poco poco, quindi voglio tutto a posto. Si tratta proprio ragazzi di un pochino pochino. Poi vedi che succede. Poi la gente finisce di giocare a fare a divertirsi dietro a un computer o dietro a un cellulare e a molestare le persone. Poi vedi che succede. Giovanna, guarda, ti giuro, guarda, ma è questione di pochissimo. Ma ti giuro, se ne pentirà di quella che ha fatto, quindi te lo dico in partenza. Come si dice? Quando stai in cudine, statti, quando sei martello dai, quindi fino ad ora abbiamo fatto l'incudine, ora incominciamo a fare un po' il martello. Quindi a breve ci saranno tante sorprese, quindi è questione di poco. Lei poco fa mi ha fatto scrivere da una signora. Sì, 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 vabbè, comunque mi ha fatto scrivere che non va a prendere la notifica, ma a me non me ne importa, tanto prima o poi la fermano e quindi gliela daranno, quindi non mi importa proprio di nulla. Abbreviavo la sua corsa, come dice lei, poi dice sì, sì, poi dice che io ho detto che lei fugge. Ah, io ho semplicemente detto la verità, in effetti. Io a Napoli sì, sono stato, ho fatto 3-4 fiere a Napoli. Ci sono amici che abitano a Scampia. Ho fatto... Che ho fatto a Napoli? Ho fatto dove stanno gli uffici a Napoli. Ho fatto il Vomero. Ho fatto 3-4 fiere importanti sulla lungomare di Napoli, dove stanno gli chalet, quindi ho fatto un sacco di fiere lì a Napoli. Però il Vomero è quello che più mi piace.
Sì, sì, non ti preoccupare. Ragazzi, buona giornata a tutti. No, Diego, se è stato qualcosa lo so, le solite cose, niente di particolare. Come te l'ho detto l'ultima volta, quello ci sta ancora, niente. Ho provato anche a vedere su siti un po' particolari esteri, americani, russi. Porta sempre quello. Io non dico, queste persone non hanno nulla da fare. Vabbè ragazzi, vi auguro buon pomeriggio e ci sentiamo al prossimo video, alla prossima notizia. E speriamo che finisca sto coso qua fuori che qua si squaglia proprio. In questa stanzetta dove c'ho il computer mi pare di stare in un forno. Ciao Diego, ciao Giovanna, ciao a tutti. Vi auguro una buona giornata. Ma guarda come si diverte. I bambini fanno queste cose, vabbè dai. Giovanna non la pensare, questi sono bambini. Ragazzi, buon pomeriggio e se avete problemi non esitate, denunciate queste persone che vi molestano, queste persone, fatelo perché così queste persone vanno internate come hanno detto, vanno curate perché devono essere curate, quindi purtroppo se uno non sta bene, non sta bene, non è colpa sua, quindi non è colpa sua, quindi penso che come hanno detto pure qui ha bisogno di cure, quindi giustamente come si dice qui compatiamola, purtroppo la testa più di tanto non va, quindi l'hanno detto qua, lo dico io, l'ha detto lo psichiatra, quindi quando ha letto tutti i messaggi che mi mandava ha detto guarda il problema è lei, dice, quindi la signora non sta bene. Quindi ragazzi a breve vedremo belle sorprese e poi farò una bella live proprio dedicata a questo fatto che da un anno diciamo succede. Quando sarà finito farò una live in diretta e ci divertiremo anche noi. Così la giustizia avrà fatto il suo corso e sarà a posto. E tanto faccio la live dal vero e apriamo una bella bottiglia di spumante. Ragazzi, vi auguro una buona giornata. Sì, sì, ma quella è lei che sente cosa dico io. Allora, manda su YouTube, vai direttamente dove sta scritto i tre puntini, sotto i suoi messaggi, ci vai sotto e mandi a, diciamo, a YouTube, mandi che hanno rubato il tuo account, hanno copiato, vedi ci sta una sezione in via feedback e metti là e dice che hanno preso il mio account e qualcuno lo sta usando a mio nome. Quindi vedi che quelli della polizia postale subito ti risolvono il problema. Quindi vai su YouTube, ci sta la posta elettronica e i problemi riguardanti all'account, segnalazioni e scrivi che cosa dice io ho l'account che mi hanno rubato e loro risalgono all'indirizzo IP del cellulare, del computer, quindi riescono a capire più o meno da che numero arriva e automaticamente bloccano quell'account, capisci? Però lo devi fare tu, non lo posso fare io. Ragazzi, buon pomeriggio e purtroppo non pensate a queste persone, non stanno bene, compriamole. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.